Bentornati e bentrovati a Storie. Arriviamo a questo punto, in fondo a questa coda di settimana così passata a raccontare un po' che cos'è l'elegia, al primo grande poeta antico dell'antichità, al primo grande poeta greco che canta elegie, Callino. Callino di Efeso. Efeso è una città della Ionia, una città dell'Asia Minore, quindi una città che proveniva dalla prima colonizzazione. I greci erano partiti due volte dalla madrepatria, una volta verso Oriente, avevano fondato le città dell'Asia Minore, e una volta verso Occidente avevano fondato le città della Magna Grecia, della Sicilia e dell'Italia meridionale. Ecco, Callino vive a Efeso e Efeso produce elegie. Ne abbiamo purtroppo pochissime, quelle conservate, che ci sono giunte fino a noi conservate di Callino, ma all'interno di queste elegie noi comprendiamo come la sua necessità era quella di difendersi e di difendere, di incitare il popolo a difendersi verso gli invasori. Gli invasori erano i cimmeri, questa popolazione un pochettino misteriosa che stava per invadere la città da un momento all'altro. Ecco, Callimaco è come se prendesse in mano l'aulosso, questo strumento musicale, e con la forza di un lamento dicesse: non possiamo arrenderci a questo avvenimento, non possiamo essere travolti da questi fatti, da questi eventi che stanno imperversando sulla nostra città, ma dobbiamo trovare il coraggio di rialzare la testa, di combattere e di lottare per la nostra patria. Ecco, questa è l'elegia, il tentativo di suscitare un'etica condivisa, un'etica pubblica, un coraggio di fronte al quale gli uomini possano misurarsi e possano incontrare gli altri uomini e sfidare il fato e le esigenze del tempo. Callino è il primo grande poeta elegiaco. Lui comincia a codificare quelli che saranno i tratti distintivi dell'elegia, ma dopo di lui ci saranno dei grandi poeti elegiaci che devono essere ancora raccontati. Lo faremo sempre qui, la settimana prossima, sempre a Storie.